Benedica a tutti. Cominciamo questa edizione di Stupor Mundi con un servizio di Salvatore Ciminata sopra l'elezione di un nuovo Papa Francesco. Bastarono 5 votazioni e dello fumaloro della Cappella Sistina arrivava la fumata bianca. Lo passato 13 di marzo, i 115 cardinali che arrivarono a Roma per lo conclave eleggerono a Luciano Pontificio lo cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio. Da quando Benedetto XVI si dimettio, i giornali e le televisioni non facevano altro che fare previsioni su chi poteva essere lo nuovo Papa. Sta elezione infatti lasciò senza valore a tutti, visto che si aspettava la proclamazione a successore di San Pietro delle cardinali date per favorite come l'arcivescovo di Milano Scola, lo americano O'Malley, lo brasiliano Scherer e tante altre. Invece lo cardinale Bergoglio scavalcava a tutti e divenne così lo 266esimo Papa, lo primo dell'America dello Sud con il nome di Francisco, ispirandosi allo Santo d'Assisi. Le sue prime parole alla piazza di San Pietro a Roma, china di cristiane, furono assai semplici, ma allo stesso tempo toccarono il cuore di tutti i fedeli e a sti ultimi li invitava a pregare per lo stesso. Le geste che fece mentre era cardinale in Argentina e le sue prime geste di Papa fanno pensare a una vera rivoluzione che può interessare la Chiesa universale. Essere sempre a disposizione delle povere in tale grande città di Buenos Aires, portare la croce in ferro e non di oro allo petto, i suoi viaggi in tale città romana senza utilizzare mezzi di lusso, pare personalmente lo conto all'albergo un pernottao durante lo conclave, sono gesti picciriddi che fanno credere a più picca ricchezza materiale e più assai ricchezza spirituale. Intanto Papa Francesco attirava la simpatia di gran parte delle fedeli. Qua è Jorge Mario Bergoglio. Filippo Bamonte ne fa un quadro del nuovo Papa, considerando il suo passato di arcivescovo e li picca ma significativi giorni dello suo pontificato. Jorge Mario Bergoglio è il primo Papa della storia che si chiama Francesco e magari il primo gesuita. Lo fatto che sorprendeva a tutti fu il modo come si comportava, semplice e vicino al popolo, senza ostentazioni e dichiarando che è contro tutti gli sfrazzi. Bergoglio potesse essere considerato un conservatore, perché difende molti dei principi tradizionali della Chiesa, come la morale di lo sesso, ma aveva pure qualche idea più moderna. Il nuovo Papa dice che la povertà e le strutture economiche ingiuste sono una vera e propria violazione dei diritti umani. Secondo lui, la Chiesa ha visto stare più vicino ai divorziati che si maritarono a reri, cercando di capire i suoi problemi ed è contro l'aborto e l'eutanasia. Criticava ai preti e ai parrini che non vogliono dare il battesimo ai piccoli di figli di genitori che non sono maritati, perché dice che facendo così arrassano lo popolo di Dio di la salvazione. Combattiu contro la decisione del governo argentino di dare i preservativi gratis alla popolazione, ma riconoscendo che possono essere utili contro le malattie. Dallo suo paese è stimato e voluto bene, ma aveva magari i suoi critici, perché in tali anni non appoggiava e forse ostacolava l'importante movimento della Chiesa sudamericana chiamato la teologia della liberazione, che combatte di anni contro il capitalismo americano che succava lo sangue dello Sud America. Il giornalista argentino Horacio Verbischi accusa Bergoglio di aver fatto il nome di 2 parrini argentini che furono poi torturati dai militari della dittatura Videla allo tempo del corpo di Stato del 1976, perché portavano avanti le lotte della teologia della liberazione a favore delle povereddi e contro il neoliberismo americano. Papa Francesco disse che ha desidersi una Chiesa più povera e per i poveri e sta cominciando a dare precisi segnali di rinnovamento, come il fatto di rinunziare alle scarpette russi e che dopo lo conclavi si innia con il pullman insieme alle altre cardinali, rinunziando alla limusina papale. Chiudiamo questa puntata ascoltando la canzone in lingua siciliana Ciuscia del gruppo musicale palermitano Tamuna, che vince il premio nazionale Edison Change the Music nella sezione pop etno e pop reg. Li Tamuna, che in lingua georgiana significa portatori di pace, fanno canzoni in siciliano, italiano e inglese e sono conosciuti in Russia e in Georgia e lo prossimo settembre suonano magari in Canada. 580 web radio di 28 nazioni trasmetterono già la canzone Ciuscia che fa parte di lo disco Sicily World Music. E noi vi salutiamo con questo brano nella nostra lingua, Ciuscia, che vuol dire soffia, così tutti i problemi vanno via.
Mi ricordo che mio padre mi diceva figlio mio non ci pensare, meglio vedere lo sole nascere che tramontare, perciò col cadetto letto prima che scura, che lo vento di la notte cominciò a ciossare. Mi ricordo che mio padre mi diceva figlio mio non ci pensare, meglio vedere lo sole nascere che tramontare, e ciò col cadetto letto prima che scura, che lo vento di la notte cominciò a ciossare. Ciuscia lo vento di la notte, ciuscia e si infila sotto le porte, ciuscia lo vento mentre fraschi, quanto spiffere caccia sono da ste finestre, da ste finestre. Ciuscia lo vento di la notte, ciuscia e si infila sotto le porte, ciuscia lo vento mentre fraschi, quando spiffere caccia sono da ste finestre, da ste finestre. Ricordo che mia parte mi diceva figlio mio non c'è pensare, meglio vedere lo sole nascere che tramontare, e penso col cadetto a letto mi vaga sora, al momento della notte comincia a ciusciare. E mi ricordo che mio padre mi diceva figlio mio non c'è pensare, meglio vedere lo sole nascere che tramontare, perciò col cadetto a letto prima che scura, prima che scura. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo il prossimo venere. Salutiamo.